io ho avuto la fortuna di essere relatore al Senato in Commissione Affari Costituzionali della legge Calderoli, che è arrivata anche molto rapidamente. Calderoli è stato un fulmine nel portarla avanti, un po' più difficile l'approvazione tra Senato prima e poi Camera, perché ci sono sempre i distinguo di alcuni. La strada sembrava tracciata, poi è ovvio che le sentenze della Corte, a mio avviso un po' entrate a gamba tesa, hanno un po' rallentato l'iter. Però l'importante è che le sentenze non bloccassero definitivamente questo percorso. C'è la necessità di definire i LEP, ci sta lavorando, credo che siamo addirittura d'arrivo. Poi questa non è una sfida che si vince dalla sera alla mattina. Autonomia significa miglior utilizzo delle risorse, migliori servizi ai cittadini. È ovvio che scardinare un sistema centralista è dura, a partire dai ministeri, da chi detiene il potere nei ministeri, da parte anche di chi, provenendo dalle regioni del sud, teme che l'autonomia porti via qualcosa a quei territori. In realtà non è così, anche perché l'autonomia di cui stiamo parlando in questa fase significa le risorse che oggi spende lo Stato, ad esempio in Veneto, ce le trasferisce, non le utilizza più e non le dirige lo Stato, ce le trasferisce, le gestiamo noi, e noi siamo convinti da veneti, io mi auguro che in tante altre regioni questo possa accadere, che saremo in grado di farlo meglio di quanto lo faccia oggi lo Stato centrale, e con le economie di spese dare quel qualcosa in più ai servizi ai nostri cittadini.